Ciao, sono Gabriele e questo è il libro che ho scelto per la biblioteca vivente, Death Note. In pratica questo libro è un manga e parla della storia di un ragazzo liceale che un giorno normalissimo di scuola cammina nel giardino e trova un quaderno con su scritto delle regole e di come funziona questo quaderno e niente, in questo quaderno se si scriveva il nome di una persona essa moriva se si pensa al volto di questa e niente, ve lo consiglio, è di Tsugumi Oba l'autore e niente. E mi ero dimenticato di dire che comunque sono giapponesi, quindi ricordiamo che i giapponesi sono animisti e quindi in questo manga come in tanti altri parlano di anime e di spiriti e robe così, infatti il proprietario del quaderno era uno spirito.